la zona di centro-levante ad essere maggiormente interessata dalla perturbazione di fine gennaio, un colpo di coda significativo in un mese iniziato sotto i migliori auspici, con giornate miti e serene. I fiocchi hanno imbiancato le vallate alle spalle di Genova, la Val d'Aveto, la Val Fontana Buona e l'Alta Val di Vara. Qui il nivometro di Scurtabò, nel comune di Varese Ligure, alle 12:30 segnava un accumulo di 10 cm, a Cuccarello di Sestagodano 12 cm. Un po' di neve anche in alcune zone dell'entroterra savonese, mentre lungo la costa è stata la pioggia debole la protagonista. Le temperature si sono mantenute basse, ma non hanno consentito la trasformazione della pioggia in neve, anche per l'assenza di rovesci nevosi. Alle 12:30 la stazione di Genova centro funzionale segnalava 3,9 gradi, a Savona l'Istituto Nautico 5,6, ad Imperia l'Osservatorio Meteosismico 5,6, alla Spezia 3,6, a Chiavari 3,5. Alle 18 è cessato l'allerta neve, anche se quella che stiamo vivendo in queste ore sembrerebbe solo una tregua. Le precipitazioni si sono concentrate più sul centro levante, alle spalle di Genova, in particolare la Valle Scrivia, ma nell'entroterra appunto del Levante. Dal pomeriggio è attesa una lenta attenuazione delle precipitazioni e a seguire una tregua con un miglioramento che però sarà soltanto temporaneo. Infatti da domani pomeriggio avremo un nuovo peggioramento con deboli precipitazioni diffuse, più probabili ancora sul centro levante. In serata si prevedono spolverate nevose appunto sull'entroterra del Levante e sulle zone interne della parte di centro levante della nostra regione, con una quota neve di 400-600 metri. Venerdì avremo ancora precipitazioni diffuse, tornerà anche la pioggia in modo significativo, ma tutte le valutazioni ulteriori verranno effettuate nella giornata di domani.